direi la foto, proprio. Si spacca la macchina secondo me. Che bella novità, dentro mi casa come si contò. A Bobolona cantò, la medicina che te guarirà, te tornare da nuovo il tuo lavoro con entusiasmo e buona volontà. Per fortuna no, sono nato stanco. Poi è un uomo di concetto. Salutiamo la piazza che pian piano si sta riempendo, pian piano, giustamente, il resto arriverà con il corteo. Sì, ancora, mancherà ancora un po', non mi hanno dato. Può ripetere quanti carri ci saranno più o meno? Allora, tra gruppi a piedi carri sono circa 90, 89, 90. Ricordiamo, l'abbiamo detto anche prima, che prima avremo tutti i gruppi a piedi e in fondo avremo i carri perché ce ne sono molti illuminati, quindi l'artificio, beati coloro che resteranno qui dopo una certa ora. Quindi sarà uno spettacolo indimenticabile. Sì, ricordiamo poi che ed ora un pezzo storico dei Deep Purple, bravissimi questi ragazzi, un applauso all'assessorato alle politiche giovanili che vuole coinvolgere i giovani ragazzi delle scuole superiori nella musica, ma già dietro di loro, dietro la musica della Mercy Stop Band, compare lui, compare il fondatore del Carnevale, colui che ha dato inizio a questo Bacchanal del Gnocco. Sergio Pettinelli e come al solito il nostro sindaco a cavallo, Matteo Bernardini, il nostro amico del Carnevale, ex assessore onorevole, e di fianco Marco Brosini, assessore alla cultura della provincia di Verona. Sergio, sei tu adesso in questo momento qui in volta, Tommaso D'Amico, vieni dentro e mostra a tutti colui che ha dato origine al Carnevale per festeggiare il Carnevale. Un applauso a questi bellissimi e stupendi costumi, a coloro che impersonano la cavalcata di Tommaso D'Amico, che ogni anno ci allietano, e proseguiamo nel nostro Bacchanal del Gnocco, appena iniziato, ma ne abbiamo ancora i cavalieri di Corte Malò, come il conte e la contessa. Un applauso perché è il primo carnevale che fanno. Diamo la parola a Paolo che è il responsabile, perché 2 parole è il primo anno. Sì, è vero, siamo molto contenti di essere qua e lo faremo per molti anni. Ecco, una caratteristica è che loro fanno ipoterapia per i bambini, quindi fanno qualcosa degli altri. Ecco il carnevale è volontariato, quindi un applauso speciale a loro perché con i cavalli riescono a far divertire i bambini, è una cosa molto importante e li ricordiamo volentieri. Eccoci, diciamo che è il momento clou, sta arrivando colui che è il principale attore. È la nostra maschera, oggi è il suo giorno. Abbiamo cambiato tra parole, il sindaco oggi è lui che comanda, è lui il padrone della città. Un applauso al 483esimo Papà del Gnocco. Tieni Sire, accogli, sei accolto da questi applausi, sei tu oggi il personaggio principale. E poi daremo la parola. Articolo 7, sì, è una storia tra me e il Papà del Gnocco. Che serve di attendere qualche istante. Ecco, questo cos'è? Ah, abbiamo anche la mini Conte di Ocorara, il mini Papà del Gnocco. Sire del Carnevale veronese, il Papà del Gnocco e la sua corte!
sensi, distanza e molto simpatico. Un omaggio, un applauso al nostro Doge. Ricordiamo che Verona è stata per 30 anni sotto la Serenissima. Caro Sire, sarai tu ad accogliere il Doge. Eccoli qui, il Doge presenta il Signore. La Serenissima. Prego. Grazie a Verona e ai veronesi per questa accoglienza veramente splendida. È la prima volta che il Doge di Venezia viene a Verona, perché voi sapete che il Doge non si muove mai dalla sua sede. Questa volta è stata un'eccezione proprio per l'amore, per l'affetto e per la fedeltà di Verona a Venezia nei secoli, e oggi vogliamo festeggiare per tutti insieme e continuare ad essere. La Gardanica è un tipo particolare, giusto? Ricordiamo perché il carnevale veronese è sempre eno gastronomico. Certo, e noi portiamo qui la Gardanica di Garganiago per festeggiare questo grande carnevale di Verona. E viva la Policella, giusto? Quindi avanti col carnevale. Poi nel Pilavagno siamo nel veronese. E musica sono tra le caratteristiche di una riuscita sfilata di carnevale. Un applauso a questi due gruppi di Majorette, Cavaillon e Lavagno insieme, con il corpo magnifico di Lavagno. Perché sappiamo che la musica e le coreografie delle Majorette sono qualcosa di indispensabile, indissolubile con un carnevale che si rispetti. Allora, dopo le Majorette, dopo la banda, un rione storico. Andiamo lungo l'Adige, dove una volta c'era un'ansa, l'Isolo, una zona dove il commercio, i radaroi, cantinieri, come vi chiamate voi, ogni che dicono che storpino, nel senso che per fare un blocco sono tavolo lui. Eccoli qua, gli amici di Piazza Istro. Un saluto! Torniamo nel salotto di Verona. Torniamo di fronte a quella bellissima passeggiata. C'è un spettacolo! Ciao! Quel sul carretto. Allora vengo a quel sul carretto, come mi hanno detto qua, due parole da quel sul carretto. No, che sono militari, via non te le dico, Saluto tutti quanti. Il nostro Vagnocco sta già insinuando qualche Mazzarotta. Attenzione papà del Gnocco. Dai, traduci papà del Gnocco, perché sai tu che lo traduci.
Dopo le Masorette torniamo in città, torniamo in quel luogo che è la dogana, torniamo ai Filippini, a colui che riusciva a mettere d'accordo tutti. Non per questo noi lo ricordiamo come principe peruano della concordia, la sua gente, la sua popolazione lì, alla dogana, ai Filippini. Un grande applauso al principe peruano della concordia che arriva sulla sua bellissima nave, ma domani lo vedremo in canoa discendere l'Adige in modo spericolato per abbracciare tutti i suoi fedeli carnevalanti della dogana. Grazie mille principe! Ma impareremo appena lo vedremo arrivare. Vigilanti ai tempi, gattini, gattine e il muso del gatto. Porto San Pancrazio! Amici, due personaggi storici del carnevale veronese. Ricordiamo che martedì c'è la festa del lavoro, ultimo martedì di carnevale, dove sarò presente a presentare. Scusate il gioco di parole. Grazie mille a voi. Ecco, permettetemi prima di presentare la maschera di Belfiore, vorrei qui Loretta, una carissima amica, non è solo Loretta, ma per me è Loretta, è la presidentessa del comitato dei carnevali della provincia di Verona. Credo che l'importanza della provincia e città sia base fondamentale per la successo del carnevale veronese. Buon pomeriggio e buon ventre in Valvolare a tutti! Questa è una grandissima festa per la città di Verona e della provincia di Verona. Andiamo a Coglione Colli. Qui che è uno dei famosi piatti veronesi, riso e bisi. Giusto? Elena qua si parla come potesse del bisi, ma il riso e bisi è buono, vero? Il riso è buono, visito. Allora facciamo un concorso, vediamo se è meno riso e bisi o riso. Signori, questo qua è uno del cervello fino. Bertoldino, Cagassino. Di qua se si arrabbia gli dà fuoco. Infatti è un gruppo da fuoco questo qua. Eccoli qua! Come hanno i pompieri di Verona, un angolo di carnevale